Seconda corsa, una prova per 3 anni, non vincitori di 5.000 euro in carriera. Sono in 8 al via, con il numero 1 Dana Lorenzo Callegaro, 2 Dolce Petral Sandro Miraglia, 3 Dominio AV Manuel Pistone, 4 Gioffri Roberto Vecchione, 5 da Granit Dipa Salvatore Valentino. In seconda fila 7 Diamante Col Vincenzo Ferranti, 8 Detta Lenni Enrico Stefani, 9 Dorotea Trio Marco Stefani. Lo start che inizia a raccogliere i concorrenti, il favorito a 1,65 Dominio AV almeno sul campo, 3,50 per Dorotea Trio, 7 da Granit Dipa, 8 Gioffri, gli altri a quote d'affezione. Macchina che prende velocità, li lascia con veloce da Granit Dipa che dal largo cerca di prendere il comando. Al suo interno c'è Dominio AV, poi Gioffri, questi tre più veloci all'uscita dalla macchina. Parte molto bene dalla seconda fila Dorotea Trio, si imbocca la prima curva con da Granit Dipa al comando. Dominio AV che in seconda posizione va a chiedere strada da Granit che sembra accondiscendente, lascia sfilare al comando il favorito e così la giubba blu della scuderia Usque a guidare con da Granit Dipa in seconda posizione, Gioffri che tira molto nelle mani di Roberto Vecchione che si adegua numero di fuori, 2 dando Dolce così una schiena a Dorotea Trio mentre finisce a tabellone Dolce Petral. 31,1 per i primi 400 metri di corsa, parecchio tranquilli, e Dominio AV al comando gestisce i parziali mentre sbaglia Dorotea numero Trio. 9 Dorotea Trio, e così anche l'alternativa al betting di Dominio AV finisce fuori corsa. Da Granit Dipa segue sempre il favorito Battistrada mentre Gioffri è di fuori, sempre bello agganciato alle guide. In quarta posizione c'è Detta Lenni che precede Dana e alla retroguardia Diamante Col. 1, 2 e 6 sul piede dell'1,18 la metà gara e il leader continua a scandire a proprio piacimento i parziali. Gioffri sempre di fuori, da Granit Dipa sempre allo steccato, poi Detta Lenni il primo chilometro in 1,18,5 con una frazione in 15,9. A 500 metri dalla conclusione il Battistrada prova ad allungare leggermente, Gioffri si mantiene sempre coraggiosamente al suo esterno, da Granit Dipa che li segue, gli altri che restano più indietro. La retta di là in 14,6 è il paletto più svelto della corsa, allunga il Battistrada Dominio AV che prova a lasciare sul posto i due inseguitori. Gioffri sempre con coraggio di fuori, da Granit Dipa che ha perso qualcosa allo steccato. 14,9 per la piegata conclusiva, la retta d'arrivo con Dominio AV in vantaggio a un paio di lunghezze da gestire nei confronti di Gioffri che prova a tornare, ma il Battistrada sta controllando. Manuel Pistone che porta a casa la vittoria, il training è quello del fratello Giuseppe e la scuderia Usque è la proprietaria del figlio di Noè Dasolo che porta a casa la seconda vittoria consecutiva. Si è messo giusto Dominio AV, coglie 2 vittorie in fila. Corre molto bene al secondo posto Gioffri e terzo di dentro è da Granit Dipa per un ordine d'arrivo in numeri che dovrebbe essere 3, 4, 5. La vittoria di Dominio AV e Manuel Pistone.